Dopo aver fatto tappa nel Veronese e continuato nel Vicentino a Villa La Favorita di Sarego il percorso di presentazione del progetto Tasting Ville Venete, promosso dall'Istituto Regionale Ville Venete con l'obiettivo di censire le dimore storiche che ancora oggi testimoniano la loro originaria vocazione agricola ed enogastronomica, per aggiornare il catalogo cartaceo delle ville, già redatto dall'IRV e disponibile anche online. Quelle sotto la lente di ingrandimento, insomma, sono le residenze che di fatto sono ancora oggi aziende agricole, magari con una cantina o un agriturismo al proprio interno. È un progetto scientifico che vuole catalogare tutte le ville venete che in tutti questi anni si sono impegnate in quella che è la valorizzazione del territorio attraverso le cantine e il vino. Era importantissimo per l'Istituto affrontare anche questo tema in stretta collaborazione con la Regione, in questo caso con l'assessore Finozzi, perché appunto riteniamo che l'eccellenza di un prodotto enogastronomico così alto si possa ben sposare con quella che è l'eccellenza della Villa Veneta, ed era, devo dire, auspicabile che ci fosse proprio una catalogazione, un comprendere quante realtà ci sono nel territorio e quanto di queste realtà possono diventare poi anche un volano per quello che può essere il nuovo turismo, che è più legato ai sapori della terra e all'eccellenza della terra veneta attraverso i prodotti tipici. Delle circa 4.000 ville disseminate in tutto il territorio regionale, in particolare saranno esaminate le dimore situate nella Pedemontana Veneta, la zona collinare che attraversa il Veneto abbracciando le province di Verona, Vicenza e Treviso e che dà i natali ad alcuni dei più pregiati e rinomati vini italiani. In quest'area si calcola che le ville interessate dal censimento siano ben 884, 386 nel Vicentino, 147 nel Veronese e 351 nel Trevigiano. L'Istituto regionale per le ville venete sta facendo una catalogazione scientifica del fenomeno, che è un fenomeno del tutto nuovo, che però ovviamente si rifà alla tradizione storica, le ville fattoria, che ora stanno ritornando ad essere le ville fattoria, ovviamente con prodotti di qualità nel settore enogastronomico, quindi vini, zone DOC e DOCG, ma anche altri aspetti legati all'olio, ad esempio, ai frutteti, quindi alle pere, le mele, le piante rare, insolite, una serie di aspetti che interessano molto al turista di oggi. Abbiamo anche un territorio che è bellissimo, su tutta la Pedemontana, partendo dalla Valpolicella e arrivare fino al Prosecco, naturalmente con tutti i vari vini che ci sono, le strade del vino, da quelle della Valpolicella, del Soave, del Lessini Durello, del Gambellara, delle Breganze, i Colli Asolani e quello del Prosecco. Finiamo lì, tutto un bellissimo territorio, si può fare in bicicletta, in moto, in macchina, anche a piedi qualche pezzo si può fare. Vedere queste bellezze, visitare anche queste ville che si possono, e in qualche villa si può anche mangiare, si può fare acquistare prodotti, perché le ville erano fatte in campagna appunto per poi concedere, cioè fare prodotti e vendere i prodotti direttamente in villa. Sarebbe bellissimo fare un'unica strada dei vini del Veneto e prodotti tipici. Patrimonio di risorse che sono destinate a far rete e che potranno essere fulcro di nuovi percorsi turistici. Si potrà fare un progetto partendo dalle ville di proprietà pubblica e poi esteso ovviamente a tutte queste ville, che sono ville interessantissime perché sono in contesti paesaggistici di assoluto rilievo. Ovviamente sono localizzate soprattutto nella zona del Valpolicella, del Soave, nella zona del Prosecco, del Breganze, quindi zone che hanno già una vocazione vinicola, e sono ville che sono da tempo aperte al pubblico, dove ci sono tantissime manifestazioni legate al settore enogastronomico, quindi mostre di formaggi come Caseus Veneti, oppure incontri con la cucina veneta, oppure mostre di vini dei vari territori anche a livello nazionale e internazionale. A seguire la catalogazione delle ville è la strada del vino Soave, che porta in dote una forte esperienza nel settore della promozione territoriale dei prodotti enogastronomici di qualità. In primo luogo il censimento verifica in quali dimore antiche esista una cantina di proprietà e non, poi quante ville possiedono una cucina storica funzionante per corsi di cucina e quante invece mettono a disposizione orti utilizzabili a scopo didattico. Ulteriore obiettivo è arrivare a tracciare un calendario delle manifestazioni già in essere presso le antiche magioni, delineando così, attraverso il catalogo aggiornato, una sorta di strada del vino in villa percorribile in Veneto dagli anoturisti. E anche se il lavoro da svolgere è ancora tanto, già si guarda a come Tasting Ville Venete potrà continuare oltre lo screening della Pedemontana.
Non ci sono confini alla realizzazione scientifica del progetto, perché chiaramente noi stiamo osservando un po' quelle che sono le specificità del territorio veronese e vicentino, ma poi ci sposteremo anche nelle altre province, perché ben conosciamo che partendo da Rovigo, Padova, Venezia, Treviso e Belluno sono delle realtà che anche queste sono fortemente impegnate in questo settore e spesso e volentieri appunto sono collegate al vino, come si diceva, per cui la progettualità ha un suo inizio e poi evolverà in modo da identificare tutte queste realtà territoriali, e credo anche che il progetto poi si debba anche sviluppare in Friuli, perché è già una cosa che abbiamo iniziato a parlare con la Regione per cercare di portare avanti una specie di strada comune attraverso la conoscenza scientifica, dicevo, anche di queste opportunità.